Massimo, ma arrivati al termine della partita col Montebello, una vittoria netta 6-1, un Grosseto che ci ha messo un po' per carburare all'inizio del primo tempo e poi 3 gol per tempo, vittoria meritata. Innanzitutto le partite durano 50 minuti, io invece all'inizio mi ero raccomandato che non dovevamo avere la frenesia di voler risolvere tutto e subito. Il Montebello nella precedente trasferta ha perso 3-1 a Valdagno e l'ultimo gol ha preso a un minuto alla fine su punizione di prima. Quindi è una squadra che ha preso qualche goleada, è vero che è in fondo alla classifica ma ha dei valori. Quindi noi era una partita che dovevamo assolutamente vincere, secondo me l'abbiamo interpretata molto bene, venivamo da 2 partite dure, quindi fisicamente non eravamo in alcuni al 100%. Siamo stati bravi a capitalizzare nei momenti chiave del primo tempo e poi gestire tutto il secondo tempo. È un risultato rotondo, ci porta a 20 punti e questo era l'obiettivo che avevamo per stasera, insomma. Effettivamente la partita era importantissima in chiave salvezza, avevate l'obbligo di dover fare la partita e anche con un uomo in meno, mancava Cairo, spiace per il rosso che ha rimediato Paghi già sul punteggio di 5-0 perché vi priverà la prossima partita che sarà estremamente difficile in quel del capannino di Follonica di un uomo importante, anzi meno 2 uomini. Sicuramente Gabi rientrerà, non si sa ancora quando, questo rosso non ci voleva, io non l'ho rivisto lì per lì, l'arbitro ha dato una spiegazione che gli avrebbe tirato una steccata sopra il ginocchio e lui dice che non l'ha fatto. In ogni caso io era già 2 o 3 minuti che mi sgolavo, che non volevo assolutamente contatti, volevo giocare largo e queste sono comunque ingenuità che non bisogna commettere perché poi condizionano la partita successiva. Oltre noi eravamo 5-0 e quindi eravamo in una situazione abbastanza sicura. Però sono cose che possono capitare, sicuramente andare a Follonica è già difficile di per sé per il valore del Follonica, che è una squadra di alto livello. Noi chiaramente all'andata abbiamo fatto un risultato superlativo, chiaramente vedremo di giocare con le nostre armi e le nostre possibilità, ma il nostro campionato ovviamente ha altri risvolti che non è quello del Follonica. E quindi godiamoci questa serata e pensiamo ad arrivare il prima possibile a quota 26. Allora, complimenti per la vittoria, ci vediamo in questo bellissimo derby di sabato prossimo. Ok, grazie a voi.